Eccoci, siamo arrivati alla nuova puntata di Che Calcio Che Fa. Siamo 31 marzo, alla fine di marzo, il campionato va avanti, mancano ancora circa un mese, 25 giorni, insomma, alla fine del campionato, e quindi ci sono ancora un bel po' di partite e questo turno ha fatto vedere come per esempio il Napoli è riuscito a scavalcare l'ostacolo Milan, che poteva essere un ostacolo veramente molto molto insidioso, e l'Inter è riuscita con una prova di forza inizialmente nel primo tempo a portare a casa il risultato, anche se nel secondo tempo ha sofferto notevolmente. Questo per dire che ogni partita ha il suo perché, deve essere giocata fino in fondo, e quando si sente dire ma dai, tanto dovete incontrare quelli o queste altre, in realtà non è così, lo sappiamo. Andiamo abbastanza di fretta perché l'ospite di oggi è un ospite a cui ho il grandissimo piacere di rivedere dopo aver presentato un libro un paio d'anni fa, scritto insieme, L'azzardo, scritto insieme a Peppino Mazzotta. Il libro era L'azzardo, e quindi ho il piacere di avere il drammaturgo, ma parleremo di calcio e teatro insieme, il Igor Esposito. Eccolo qua. Ciao Igor. Ciao Fulvio, buonasera. Ecco, innanzitutto mi fa piacere che Calcio Che Fa va in vari luoghi, no? Capita in base anche alle varie situazioni e agli ospiti che di volta in volta si alternano come appunto alla ribalta della nostra trasmissione. Tu in questo momento dove sei? Sono al Teatro San Ferdinando di Napoli, dove sono in corso le prove di Le Anime Morte, testo e regia di Peppino Mazzotta, dove io ho svolto una collaborazione drammaturgica e debutteremo il 3, quindi Infatti, giovedì. Saremo si vede dal 3 al 13, dal 3 al 13. Poi l'anno prossimo, siccome lo spettacolo è coprodotto anche dal Teatro Nazionale del Veneto, saremo anche in Veneto. Bene, quindi va bene, insomma ci sono Sì. tutti questi lavori in programmazione, quindi insomma, però alla fine ognuno di noi è fatto di tante sfaccettature al di là della propria professione, ma ovviamente c'è di mezzo anche la passione legata a un qualcosa. In questo caso non è solo ovviamente teatro e professione come passione, ma c'è il calcio che accomuna veramente un po' tutti, no? E poi in questo periodo storico veramente è molto bello vedere che c'è ancora una lotta, visto che negli ultimi anni, gli ultimi 2 anni, ci fu effettivamente un monopolio dell'Inter l'anno scorso e del Napoli 2 anni fa, no? Mentre in precedenza c'era sempre almeno una lotta un po' più serrata, che è rimasta in fin dei conti a 3 fino a questa settimana, perché il terzo incomodo era l'Atalanta. Qual è il tuo pensiero riguardo? L'Atalanta potrebbe rientrare, invece è rimasto invece un testa a testa Inter-Napoli, e mancano effettivamente 8 partite. No, io non ho mai creduto che l'Atalanta potesse vincere lo scudetto. Dalla prima giornata di campionato ho diversi amici che invece mi dicevano: guarda che l'Atalanta quest'anno sembra che potrebbe, diciamo, dare fastidio o arrivare fino in fondo. Per una serie di questioni non ho mai creduto nell'Atalanta campione d'Italia. In primis perché aveva già perso ancora prima dello scontro diretto con l'Inter troppi punti con le piccole, e secondo me, e la storia ce lo insegna, gli scudetti si vincono sui campi delle piccole squadre, non perdendo punti con le piccole squadre, magari vincendo 1-0, giocando male, però sono fondamentali poi alla fine dei conti i punti che le grandi squadre fanno con le piccole, oltre Sì, ovviamente agli scontri diretti. sì, certo, con lo scontro Però diretto. io, diciamo, a memoria non ricordo una squadra che quest'anno, diciamo, è un campionato sui generis. Iniziamo col dire questo, secondo me. Sì. Perché quest'anno chi vincerà il campionato, io credo che non lo dico per superstizione o per scaramanzia, io credo che lo vincerà l'Inter. E anche ho avuto, come dire, da tifoso del Napoli, ho avuto un momento in cui ci ho creduto. Poi quando abbiamo venduto il nostro miglior calciatore, come sai, al Paris Saint-Germain, Sì. a dicembre, non ci ho creduto più, perché anche questo è un aspetto, come dire, atipico
che secondo me non è mai avvenuto in nessun campionato europeo, cioè che una squadra prima in classifica nel mercato d'inverno, di dicembre o gennaio, venda il suo miglior calciatore. Non è mai avvenuto. Sì, sì, probabilmente c'è stata un po' una logica di tenere la piazza un po' tranquilla, visto che c'era il cambio dell'allenatore, visto che il Napoli veniva da tre cambi tra tre allenatori, insomma, quindi diventava un grosso problema anche far digerire questa situazione di un calciatore così importante, che era stato, evidentemente si era promesso al Paris Saint-Germain con una cifra notevole, quindi è chiaro che non è facile anche questo discorso da parte della società, del presidente, che comunque, per quanto io vedo che è abbastanza contestato, no, nell'ambiente napoletano dai tifosi, opinionisti, ma in fin dei conti lui mantiene sempre uno standard di livello di gioco, lasciando perdere l'anno scorso che è stato un suicidio veramente tattico, veramente d'immagine, la squadra veramente era allo sbando. Effettivamente lui riesce a tenere in piedi la baracca, perché qua dobbiamo vedere, bisogna fare molta attenzione ai conti, ne sa qualcosa l'Inter, il Milan, non ne parliamo della Juve o la Lazio stessa. Sì, no, è come dici, però per esempio in questo caso specifico poi il presidente non ha rafforzato la squadra, perché si poteva, per assurdo secondo me, diciamo, dare vita a questo assurdo mai successo nella storia, no? Che una squadra prima in classifica venda il suo miglior giocatore nel mercato inverno di dicembre. Però poi con quei soldi bisognava acquistare un giocatore di livello e non è accaduto. Non è accaduto. Sai bene che il Napoli era in trattativa con l'esterno del Manchester United, l'argentino, no? Garnacho mi sembra. Sì. Non è arrivato. Sì, anche perché poi anche per lo stesso concetto che non si vende niente di importante a gennaio, ovviamente anche le altre squadre non vendono a gennaio i propri giocatori talentuosi. Ci doveva essere probabilmente una preparazione iniziale, no, da parte del Napoli nel cautelarsi l'eventuale dipartita del giocatore. Cessione. Esatto. Poi per quanto riguarda il presidente, io diciamo posso esprimere due giudizi. Quello da tifoso, che ovviamente è critico, no? Sì. Però come sai i tifosi spingono sull'acceleratore, diciamo, dell'irrazionalità, della passione. Quindi se dovessi scegliere il mio presidente del cuore, resta Corrado Ferlaino. Perché Corrado Ferlaino si è anche, tra virgolette, rovinato per il Napoli e io ero un bambino, andavo allo stadio con mio cugino in curva A, che era un ultra, non pagando il biglietto perché passavo sotto, diciamo, tra virgolette, i tornelli che non c'erano ancora, quindi ho visto i 2 scudetti del Napoli, la finale di Coppa UEFA con lo Stoccarda 89, in curva, che poi era, diciamo, Napoli ha due diciamo, tifoserie. All'epoca la curva B era la tifoseria allineata alla società, mentre la curva A era quella più ruspante, la tifoseria indipendente, che non veniva foraggiata dalla società, non aveva biglietti omaggio, qua si apre tutta una parentesi voragine sul rapporto tra le società e i tifosi. Però per dire, e quindi nel mio cuore il presidente resta Corrado Ferlaino e ricordiamo che quel Napoli faceva un mercato incredibile, cioè Ferlaino andò a comprare Careca, che era il capocannoniere del mondiale. Non è stato solo il sogno di Maradona. È come se oggi Napoli comprasse, non so, il vecchio Neymar del Barcellona, lo stesso Messi, cioè siamo questi acquisti straordinari Beh, ma era, scusami, ti interrompo, ma era anche il campionato più bello
in quel periodo, perché tutte le squadre avevano dei grandi campioni d'Europa, esatto. Quindi quello è più ricco d'Europa, è più ambito, che tutti i grandi calciatori volevano giocare in Italia. Certo. Oggi i fenomeni vogliono andare a giocare in Spagna o in Inghilterra, diciamocelo chiaramente, neppure in Germania, no? Dove ci sono i soldi, dai. Diciamo. Esatto, dove ci sono i soldi, sì. E poi, poi c'è il giudizio, l'altro giudizio di persona invece razionale, che sa che ormai il calcio è pura economia. Le squadre sono delle aziende, Certo. e quindi il presidente è tifoso fino a un certo punto. Certo, qua però sappiamo che è un presidente tuttofare, è un presidente tuttofare. Storicamente io non so se De Laurentiis da ragazzo era tifoso del Napoli, si vocifera che fosse laziale. Corrado Ferlaino è cresciuto bambino andando a vedere le partite del Napoli col papà ed era un grande tifoso del Napoli. Quindi l'altro giudizio, quello razionale, ovviamente non condanna De Laurentiis, però, come dire, freddamente, cinicamente, se vogliamo, lui porta avanti gli interessi della sua azienda. Certo. Che non sono gli interessi del tifoso. Sì, poi e non è un Moratti, tu lo sai bene. Sì, però è anche vero che quel calcio lì ormai non esiste più. Non esiste più. Non esiste più. Per me, guarda, visto che mi hai chiesto così di intervenire in questa, per me, io lo guardo ancora perché sono un malato di calcio, sono uno scommettitore, diciamo, moderato, come sai, prima hai parlato dell'azzardo, questo romanzo che racconta il calcio attraverso la ludopatia e le scommesse calcistiche che oggi, cioè già da parecchi anni, sono state legalizzate, no? Ecco, ti faccio vedere la copertina, eccola qua, la copertina, l'azzardo per i soliditori, Peppino Mazzotta e Igor Esposito. Tra l'altro abbiamo da poco venduto i diritti ad un produttore cinematografico, perché chi l'ha letto e tutte le recensioni che sono uscite sottolineavano questo aspetto. È un romanzo che può passare al cinema, no? Anche tu l'hai letto quando l'hai presentato. Molto simpatico anche. Molto... Sì, diversi personaggi. Un mondo, onestamente siamo stati i primi a raccontarlo, perché questo mondo delle scommesse calcistiche non è mai stato raccontato né al cinema né a teatro né in letteratura. Lo abbiamo fatto noi, tra l'altro abbiamo scritto anche un adattamento teatrale sempre con Peppino, col quale ormai felicemente collaboro da 20 anni. Da oltre 20 anni. Però ha un taglio, già il libro, leggendolo adesso, al di là dell'adattamento teatrale, aveva già il taglio teatrale, quindi secondo me scritto da voi per forza doveva andare in quella direzione, no? Era inevitabile, no? Quindi non l'ha scritto uno scommettitore della strada, l'hanno scritto due drammaturghi, attori e registi. Va bene, allora, quindi questo è il teatro, questo è il... Stavo dicendo, per me il calcio muore ai mondiali del 94, quelli tenutesi in America, negli Stati Uniti, quando hanno squalificato Diego Armando Maradona, perché perché lì Maradona era innocente, non lo dico da grande tifoso, è stato tutto un movimento politico, cioè è stata proprio, lui lo dice, lo racconta chiaramente, Maradona era una persona onesta, quando lì è stato sfruttato, la FIFA lo chiamò, lui lo racconta, tornò ad allenarsi, si isolò, uscì dalla dipendenza dalla cocaina grazie al suo grande preparatore atletico Alfonso Signorini, andò ad allenarsi nella Pampa per 3 mesi e ritornò pulito sui campi di calcio, faceva ancora la differenza, però è uno dei pochissimi calciatori che ha sempre dichiarato quello che pensava. E ti ricordi che gli orari scelti dalla FIFA erano degli orari incredibili, si giocava con 40 gradi, un tasso di umidità altissimo, per far arrivare le partite in orari, diciamo, comodi
a noi europei. Maradona denunciò questo aspetto, e non solo questo aspetto, che poi è emerso dopo anni, no? Tutta la corruzione della FIFA, lo sappiamo, perché poi sono venute fuori molte soffrì anche l'Italia, l'Italia rispetto al Brasile soffrì, perché adesso mi ricordo, il Brasile è stato molto tutelato in quel mondiale. Ma perché, credimi, a tavolino si voleva una finale Italia-Brasile. Certo. E quell'Argentina con quel Maradona era ed è stata, a detta anche dei calciatori che poi adesso hanno vinto l'ultimo mondiale, l'Argentina forse più forte di sempre. Era bella, certo. Caniggia, Battistuta, Caniggia, Maradona, Simeone, Redondo. Cioè, sì. Mi ricordo anche in difesa c'era Chamot, mi ricordo. Sì, Chamot che era fortissimo, con la Lazio, mi sembrava visto il Parma o la Lazio. Giocavano Senzini, te lo ricordi? Senzini, l'Udinese. No, esatto, era una grandissima squadra con un Maradona che aveva voglia di vincere, e lui nelle interviste dice: io tornai perché le mie figlie mi chiedevano: papà, noi non ti abbiamo mai visto, non ci ricordiamo quando tu indossavi la maglia la camisetta dell'Argentina. E lui tornò, quindi era motivatissimo. Mi ricordo tantissimo gli allenamenti, li ha fatti vedere anche recentemente, no? Lo squalificarono per l'effedrina, una roba assurda. Ma era logico, perché lui da quel momento dichiarò guerra a questo stato di cose, ma soprattutto agli americani. Perché dopo andò da Fidel Castro, che si sapeva che era questo discorso, se ne staccava, no? Ovviamente ma loro lo hanno usato, come spesso fa il potere. Gli serviva per fare pubblicità al mondiale, gli serviva per tutta una questione di diritti televisivi, di pubblicità. Cioè, un mondiale con Maradona è diverso da un mondiale senza Maradona. Sì, ma soprattutto un mondiale negli Stati Uniti. Esatto. Cioè che non era il luogo più adatto, no? Quindi... Esatto, perché lui è sempre stato, come dire, ha sempre dichiarato, come dire, dichiarava sempre la sua vicinanza a Fidel, Guevara, e poi quando lo hanno usato non serviva più, siccome lui appunto contestava gli orari e quindi la FIFA e gli organizzatori del mondiale per come trattavano i calciatori, lo hanno fatto fuori. Certo. E facendo fuori Maradona hanno censurato il regalo della bellezza dell'estro, che credo gli amanti del calcio volevano vedere, perché vedere Maradona giocare a calcio è come vedere Nureyev danzare o recitare il grande Edoardo De Filippo, visto che ci troviamo nel teatro Ferdinando, teatro di Edoardo. Quindi hanno fatto un danno a tutti gli amanti veri del calcio. Perché anche se io sono tifoso del Barcellona, io amavo vedere Messi o del Milan di Rivera. Ma Igor, ormai quello che è successo dopo l'abbiamo visto, no? L'abbiamo visto nei vari mondiali successivi, non ultimo quello in Qatar. Quindi praticamente lasciamo perdere questo discorso qua, ormai è legato a un calcio di interesse. È finito lì perché appunto sono d'accordo. Politica ed economia. Sì. Perché c'era stato anche lì quella schifezza. Lì in quel caso lì c'era di mezzo, c'era l'Argentina dei militari nel 78. Maradona stava arrivando perché l'anno successivo anche quello è un altro scandalo, però era una cosa troppo sporca, troppo politica, quello si sapeva. Noi raccontiamo anche nell'azzardo, perché se ti ricordi nell'azzardo c'è un passaggio, uno dei personaggi, il negro, il maestro di tango, che racconta che proprio scappa dall'Argentina durante la finale Argentina-Olanda del 78. In parentesi, durante l'intervallo Cruyff non voleva più rientrare. Sì. Ma no, sembra che non andò addirittura per protesta. Ma non mi ricordo adesso, qualcuno aveva rifiutato di giocare, poi li ha buttati dentro. Non andò a quel mondiale, non andò perché lui sapeva, perché in Europa poi le voci iniziavano, come dire, a girare, che questa era una dittatura crudele che faceva scomparire tutti gli oppositori, che non era appunto un governo democratico. Non andò.
Questi sono gli incroci che purtroppo vengono fuori. D'altronde anche questo va di pari passo con la crescita o non la crescita dell'uomo, la questione sociale che esiste sempre, collegato anche alla vita di ognuno di noi, no? La passione, però Certo. vogliamo avere un mondo pulito, ma il mondo pulito non è pulito da nessuna parte. In qualsiasi declinazione, sia ecologistica che da un punto di vista anche ovviamente di quello che sta accadendo a livello politico. Senti, facciamo un piccolo parallelismo tra il teatro e il calcio, visto che tu puoi soppesare le due situazioni, no? Cosa salveresti? Beh, il calcio già lo salvi da un certo punto di vista nell'istintività del gesto, della bellezza del calcio in sé, per quello che noi possiamo andare a vedere, specie nel passato. Nell'attuale presente è un po' più difficile riuscire a trovare la bellezza del gesto, perché sono diventati tutti dei muscolari, tutti buttati dentro in una logica tattica. Il teatro invece si salva perché ha un parallelismo, non più un parallelismo, ha un collegamento molto forte anche col passato. Anche se poi ci sono le produzioni attuali, c'è la voglia, diciamo, comunque di portare la suggestione su un palco. Se dovessi trovare un parallelismo, innanzitutto partirei da una serie di analisi che fece e di articoli che Pasolini, che come sai è uno dei miei autori preferiti, scrisse sul calcio. No? Lui era anche un grande, buon giocatore, amava il calcio, giocava al calcio, era tifoso del Bologna, militò nella nazionale artisti, ci sono delle foto di all'inizio. E lui diceva che il calcio, comparandolo appunto all'arte, alla scrittura, è un sistema di segni. Io direi come l'arte è un sistema di segni. E se dovessi trovare una mia, come dire, assonanza, correlazione tra teatro e calcio, direi che sono i due grandi riti popolari e laici. Anche se quando nasce il teatro occidentale con la tragedia attica in Grecia, c'era una relazione con le Dionisiache e feste, cioè si associava il rito del teatro a festività anche religiose. Però il teatro è un rito popolare e laico. E per certi aspetti il calcio è stato, o forse lo è ancora, un po' meno, visto appunto tutto il discorso che facevamo precedentemente, è un grande rito popolare. Sì, ecco, quindi vabbè, insomma, forse l'unica differenza... Laico. Laico. L'unica differenza è che a teatro, anche se ogni replica, ogni recita può avere delle differenze, tendenzialmente sono delle repliche, no? Mentre invece nel calcio c'è sempre una cosa un po' differente, trasversale. Però sai, qui si apre ti ho stimolato. La differenza, per esempio, quando uno monta un film, un regista monta un film, è finito ed è sempre lo stesso. Invece in teatro è una materia viva? È una materia viva. Lo pratico da oltre 20 anni e in teatro la bellezza del teatro, che come il calcio, avviene dal vivo, quindi c'è, così come in un campo di calcio ci sono degli esseri umani viventi che possono fare delle cose meravigliose o anche degli errori madornali, e quindi avviene, è sempre nell'atto, è sempre dal vivo, c'è un pubblico e ogni replica, come ogni partita di calcio, può essere diversa. È ovvio che nel teatro questa diversità è minima rispetto ad una partita di calcio, no? Perché la replica ripete lo stesso testo, la stessa compagnia, però ci sono ogni replica è diversa da un'altra, e ti dirò che per arrivare, diciamo, ad alla massima potenzialità di uno spettacolo, una compagnia deve rodare e arrivare almeno a 3, 4, 5, 6 repliche dal debutto. Allora lo spettacolo inizia a crescere. Certo. Quindi è una materia che appunto è in divenire, che migliora. Quindi, bene. Senti, torniamo un attimo sul Napoli, no? Perché mi interessa sapere, no? Quest'anno ci sono... c'è una disposizione in campo, ovviamente, che ieri io purtroppo non ho visto la partita, però mi è stato detto che ha cambiato modulo perché si era
era influenzato McTominay, no? Che è una grandissima sorpresa del campionato italiano, Sì. non solo Napoli, perché è veramente un bel giocatore. Sì. Il valore aggiunto ovviamente è Conte quest'anno, perché dopo lo tsunami mentale che c'è stato, no? Perché è stato scompaginata tutta la logica dell'anno di Spalletti, no? Quindi probabilmente c'era bisogno ovviamente di un allenatore con delle idee ben precise, un allenatore che perlomeno all'inizio fa sempre molto, molto bene. Quindi il valore aggiunto è Conte. Su questo siamo d'accordo. Ci sono altri giocatori che reputi importanti o anche come disposizione in campo in questo Napoli, che quindi in qualche modo ti hanno anche entusiasmato, no? Sì, il primo aspetto secondo me da sottolineare, come dicevi tu, è la cura Conte. Conte è arrivato in una squadra che sembrava appunto di cadaveri, passami l'espressione, dopo aver vinto, aver dominato, aver stracciato un campionato. Era da molti anni che una squadra non dominava il campionato nel modo in cui lo ha fatto il Napoli, neppure il Napoli di Maradona, neppure il Milan di Sacchi, no? Vincevano lo scudetto, sono stati capaci di vincere lo scudetto a dicembre, come fondamentalmente ha fatto il Napoli di Spalletti. Poi c'è stato un errore gravissimo da parte del presidente, perché tu non puoi andare via Spalletti, ma non lo puoi sostituire con Garcia, che è un allenatore mediocre, che negli ultimi anni aveva allenato in Arabia ed era stato cacciato. Quindi stiamo parlando di un altro cadavere, e difatti ha cadaverizzato il Napoli. Beh, però forse ci voleva un allenatore che conoscesse benissimo il calcio italiano, anche se Garcia ha allenato la Roma, ma probabilmente io a memoria non conosco, a parte forse Duchamp, un allenatore francese con la A maiuscola. Non è che vogliamo fare i nazionalisti, ma trovami un allenatore francese che abbia fatto la storia in Spagna, in Italia, in Germania. Beh, se per questo c'è un grandissimo allenatore che detestavo, mi dispiace dirlo, che vinse nel 98, che era Domenech. Te lo ricordi, sì, Domenech? Che praticamente diceva pesteccona sempre degli avversari. Sì. Vabbè, lasciamo perdere. Te lo ricordi? E quindi Conte è giocatori? Ecco, dei giocatori. Sì, prego. No, dicevo, Conte è arrivato ed è per me uno dei primi 2, 3, 4 allenatori al mondo. Certo, sono d'accordo. No. Dei giocatori invece che ti ha sorpreso in qualche modo, in particolar modo, io ne avrei uno. Dei nuovi, McTominay, che già citavi tu, certo. Però anche qui la riflessione è questa, cioè è stata una sorpresa fino a un certo punto, perché giocava col Manchester United e la Premier League è uno dei migliori campionati d'Europa e l'Italia non è più uno dei migliori campionati d'Europa, diciamocelo. Quindi non è che arrivava, cioè non è stato Kvaratskhelia. Kvaratskhelia è stata una sorpresa per tutti, no? Comunque è un giocatore, era già un giocatore di tutto rispetto, perché per giocare titolare nel Manchester United vuol dire che comunque il calcio lo sai fare. E poi possiamo dire che si è trovato benissimo, forse con mister Conte, è felice di stare a Napoli e ha fatto un grandissimo campionato. Poi Neres, che negli anni precedenti non aveva avuto tutto questo spazio, e appena se n'è andato Kvaratskhelia, o comunque quando già c'era, Conte lo ha utilizzato e ha mostrato tutto il suo talento. Purtroppo si è infortunato ed è tornato ieri. Ieri, ecco, io ti dico un altro nome, Politano, che abbiamo avuto anche all'Inter. Politano sta facendo un'ottima stagione, perché diventa un po' il Lozano dell'anno dello scudetto, che era una punta arretrata sulla fascia destra, mentre Politano è sempre stato un uomo di raccordo. Politano è un calciatore che a me è sempre piaciuto, perché è un calciatore che lascia il cuore in campo, ha molta grinta o garra, come dicono gli uruguaiani, quindi è un giocatore combattivo che ha una grande tecnica, e anche nel Napoli di Spalletti fece una grande stagione, la stagione dello scudetto. Politano ha giocato meravigliosamente. Poi si fece male.
Poi è Ti più ricordi incisivo che però. sì, È più si incisivo. dice male, se non ricordo male, ai quarti di finale contro il Milan Può a San darsi, sì. Siro purtroppo, ed è stata una grande perdita. Sì, sì. Però è Eh, più incisivo anche a livello, perché un po' il modulo di Conte prevede anche 2 giocatori sulla fascia che devono saper far tutto, ma soprattutto offendere, no? E quindi sì, ha fatto dei gol importanti, al di là di quello di sì, ieri, ma ha fatto anche anche uno con ieri, al l'Atalanta, primo minuto, no? sì, sì, anche con l'Atalanta. Ecco. Sì. Allora, dunque, le prossime partite andiamo a vedere un attimo velocissimamente perché è importante, perché tra un po' iniziano le prove e quindi bisogna chiudere la trasmissione, giustamente. Dunque, abbiamo lunedì 7 aprile alle 20:45 c'è un Bologna-Napoli. Ecco, questa è una partita da mal di denti, è una partita molto strana perché effettivamente il Bologna sta facendo molto molto bene, è una squadra tosta, una squadra che ha grande Credo che abbia vivacità. fatto la sesta vittoria o la quinta vittoria La quinta, consecutiva. sì, sì, La però quinta. comunque lo si vede, no? Sì. Forse vediamo se riusciamo a vedere allora il Bologna, la quinta, sì, sì, Eh. sì, sì, le ultime 5 E, partite le ha vinte e tutte, viene, quindi e viene anche già da una grande stagione, perché l'anno scorso appunto ha eh, fatto una grande stagione, no? però c'è stato uno tsunami da loro, quindi Sì. effettivamente sia a livello di guida tecnica che di alcuni giocatori che sono stati venduti per far Eh, casa, ovviamente. sì. Come la vedi questa partita? Allora, Ma perché allora, l'Inter dall'altra parte, scusami, l'Inter dall'altra parte, andiamo a vedere il raffronto, ha un Parma, c'è un Parma-Inter che non è una partita semplicissima alle 18 di sabato 5. allora, certamente è più semplice la partita dell'Inter. Certamente. No, ma non lo dico Staremo a vedere anche ieri con l'Udinese. no, beh, no, ma anche Venezia-Napoli doveva essere una partita, finita 0-0, certo. e poi è finita 0-0, voglio dire. Quindi sulla carta la partita più semplice ce l'ha l'Inter, Certo. certamente quella più difficile ce l'ha il Napoli. E, tra l'altro con un Bologna estremamente in palla e con un Napoli che alterna delle buone prestazioni o dei buoni primi tempi o secondi tempi, perché il problema del Napoli delle ultime partite è che fa un tempo buono e in un altro cala. Ora che sia il primo o il secondo, ieri per esempio ha fatto un grande primo tempo e poi è calato terribilmente nel secondo. E Sì, se il Milan avesse segnato il rigore che gli hanno assegnato, poteva certo. anche finire con un pareggio. Tentare. Purtroppo ogni partita deve essere, come dicevo all'inizio, deve essere giocata fino in fondo. Purtroppo non è facile riuscire a gestire anche l'Inter, si parla tanto dell'Inter, è una brava squadra a grandissimi livelli, però deve sapere gestire dei momenti in cui è in vantaggio. Io trovo che all'estero ci sono delle squadre, cioè se il Real Madrid è in vantaggio tendenzialmente nasconde il pallone, no? Per dire, no? Dico Real Però Madrid. per esempio, io che guardo molto anche appunto da scommettitore, guardo anche gioco anche sui campionati Sì. stranieri. L'ultima partita del Real, il primo tempo è finito 2-1 per il Leganes, Sì, sì, per sì, sì. 2-1, poi ha vinto 3-2. Quindi voglio Sì, sì, dire, certo, certo, è ovvio. Poi anche dopo una squadra stellare come il Real Madrid gioca con una piccola e può, come dire, avere e vivere le sue difficoltà. l'imprevisto c'è sempre, quello, Sì, la bellezza del calcio, per fortuna che rimane ancora quello, no? Un po' sì, l'imprevisto, perché altrimenti sarebbe tutto così codificato, no? Senti, al di là di questa partita, adesso non so se tu riesci a vedere le partite, io faccio sempre un giochino, tolta la squadra del cuore, che ovviamente uno andrebbe a vedere, a quale partita andresti a vedere di queste del prossimo turno? C'è un Genoa-Udinese, Parma-Inter, Lecce-Venezia, Torino-Verona, Roma-Juventus, Monza-Como, Milan-Fiorentina, Empoli-Cagliari e Atalanta-Lazio. Devo dire la verità che sono partite molto molto interessanti, no? Quindi, vabbè, io ovviamente non so se Bologna-Napoli andrei a vedere. sì, Però, Bologna-Lazio, ma tolto il giochino della propria squadra. andrei a vedere Roma-Juve per tifare come sempre contro la Juve, sempre per sempre. Per sempre, vabbè, Anche quindi se te ne sai
tra la tifoseria del Napoli e la tifoseria della Roma non scorre buon sangue, ma a me queste cose non mi riguardano, anzi io sarei per il gemellaggio tra tutte le squadre, perché questo è un altro aspetto veramente patetico, questo odio nei confronti delle altre tifoserie, ma veramente una roba da medioevo. Prendete esempio dal rugby, dove tu puoi vedere le partite con gli stessi tifosi. Però, vedi, noi veniamo dalla tradizione... Però purtroppo anche io, come dire, ho un difetto, non sono perfetto e quindi sempre il tifo contro la Juve. Vabbè, quindi vabbè, quello uno almeno ce lo lasciamo concedere. No, ognuno Quindi di noi è una squadra. Tifo Roma, vado a cantare alla Sud, grazie Roma, che c'è? Tra parentesi andiamo a vedere che appunto da questo punto di vista ci sono adesso purtroppo non si riesce a vedere benissimo, comunque l'Atalanta è rimasta adesso avviluppata nel terzo posto, che dovrebbe riuscire a mantenerlo, però non è una cosa semplicissima. Il Bologna è a 2 lunghezze, poi a 3 lunghezze c'è la Juventus, poi abbiamo la Roma a 52. Posso dire una cosa l'Atalanta non vincerà mai lo scudetto con Gasperini, perché Gasperini è un allenatore provinciale. Dici che è un allenatore provinciale? Sì, sono d'accordo, da un certo punto di vista. Lui soprattutto quando ha dichiarato contro Lockman che Lockman non sa tirare i rigori. Questa dichiarazione non la fai pubblicamente, perché io ho giocato a rugby in Serie B e in Serie A, lo chiudi nello spogliatoio, magari gli dai anche un bel ceffone alla vecchia maniera, però non lo difendi pubblicamente. Un allenatore pubblicamente difende i giocatori, come nel teatro. Se succede qualcosa in una compagnia, resta nella compagnia, resta nei camerini, non va fuori. Hai detto una cosa giusta. E soprattutto si è mostrato un piccolo uomo, perché non è stato riconoscente, perché se l'Atalanta ha vinto l'Europa League lo deve soprattutto a Lockman, che ha fatto un'Europa League strepitosa. Certo, cioè bisogna rendere... E quindi non vai a dichiarare pubblicamente Lockman non sa tirare i calci di rigore, non deve tirare i rigori. Hai vinto l'Europa League soprattutto grazie ai gol di Lockman. Sì, la doppietta cosa ha fatto? Quindi poi quando è andato all'Inter si è visto che era un allenatore provinciale. È un allenatore sai qual è il discorso? Il discorso è che gli allenatori, specie poi di questo stampo, in cui non vogliono sentirne di ogni e sono molto autoreferenziali, ovviamente soffrono, non vogliono avere a che fare con le personalità forti. Quando tu andavi ad allenare una Juventus con Del Piero, perciò ti dico che è un allenatore provinciale. Io ho un'idea che sarà mai un Ancelotti, non sarà mai un Conte, non sarà mai uno Spalletti. Ci sono delle differenze, anche perché poi nella gestione vediamo Ancelotti come sa gestire i grandi campioni, no? È chiaro. Senti, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, manca un minuto, quindi io ti ringrazio perché c'è stata la possibilità di rendere Che calcio che fa veramente una pista d'atterraggio che non parla solo di calcio, ma parla di tante altre cose. In questo caso, quindi, il piacere di averti e poter parlare di teatro, che in fin dei conti si declina come liturgia anche calcistica. Io credo che questa sia una cosa fantastica e bellissima. Ricordiamo appunto il prossimo impegno teatrale, regia di Peppino Mazzotta con la collaborazione di Igor Esposito, Le anime morte, ovvero le disavventure di un onesto truffatore, che sarà una cosa meravigliosa. Faccio una piccolissima correzione: testo e regia di Peppino Mazzotta. Certo. Io ho fatto una collaborazione drammaturgica, perché io sono solo un drammaturgo e non un regista. Bene, ok, sento già che le voci si stanno scaldando. Stiamo nell'interfono, stanno già provando. Va bene. Igor, grazie, in bocca al lupo per il Napoli e per il futuro. Il Napoli merita comunque il massimo dell'attenzione, perché è una bella squadra e poi, avendolo avuto anche all'Inter, ha un grandissimo allenatore, quindi sono d'accordo con te. Grazie Igor, buona giornata e tanti auguri. Buona giornata, ciao, grazie, ciao. Ciao.
Una bella chiacchierata, mi piace parlare non solo di calcio, ma di tantissime altre cose, tant'è vero che Calcio che fa parla anche spessissimo di libri molto interessanti legati ovviamente allo sport e al calcio, e quindi questa è anche la possibilità di potersi allargare e rendere una punta un pochettino più culturale, visto che in giro c'è veramente una tristezza di varie situazioni, specie nel calcio dove si parla solo di polemica o di un gossip esasperato. Quindi grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fanno, ci vediamo settimana prossima. Grazie, buona serata.